l'infinito, a un respiro spaziale, riguarda il fatto che gli Stati Uniti d'America hanno mandato l'umanità là dove non era mai arrivata, a 406, anzi oltre i 406.000 chilometri dalla Terra. Stiamo parlando ovviamente della missione Artemis 2, che ha da poco iniziato la manovra di ritorno dopo aver circumnavigato la Luna, aver visto anche la parte oscura, diciamo, del satellite. La capsula Orion sta ora risfrecciando verso la Terra e ha superato appunto nella notte tra il 6 e il 7 aprile il record dell'Apollo 13, superando i 406.000 chilometri di distanza dalla Terra. Il programma Artemis, cioè questa singola missione, si inserisce nel programma Artemis, che ha come obiettivo l'obiettivo tipico, no, di una potenza in declino che non ha più respiro, proiezione e capacità di progettare il futuro, cioè quello di reimplementare l'esplorazione lunare, che non avveniva, diciamo, dagli anni 70, sì, per acquisire nuove informazioni, in prospettiva per colonizzare la Luna, per permettere una presenza umana continuativa e farne una base per l'esplorazione verso Marte, per proiettare l'umanità verso Marte. Quindi capite che parliamo di una nazione veramente in declino dal punto di vista tecnologico, spaziale, delle risorse umane, della proiezione anche visionaria verso il futuro. E questa è la scena che riguardava lo spazio, che sono però, come ci ha in questi anni spiegato Musk, i destini dell'umanità, sono la possibile sopravvivenza, o comunque quell'esplorare continuo che connota l'umano, o il meglio dell'umano. Ebbene, la potenza in declino ha portato l'umanità dove non era mai arrivata, registrando immagini dalla Luna che non erano mai state registrate, e pensa ora alla Luna come base per andare alla conquista di Marte. Poi c'è invece una scena che ci fa restringere lo zoom, ci catapulta sui monti iraniani, il massiccio del Monte Dena esattamente, che è quello dove il pilota americano poi salvato dell'F-15, che era stato abbattuto, si è nascosto per 48 ore in una fessura a oltre i 2000 metri, ferito, ma dotato del suo equipaggiamento, del suo addestramento, è riuscito a mandare il segnale sulla sua posizione, ed è successo che in questa zona remota dell'Iran è stato individuato. La CIA e l'intelligence hanno immediatamente costruito un'operazione di controspionaggio, facendo credere che il pilota fosse già stato salvato altrove per depistare le forze del regime. Dopodiché sono atterrati mezzi aerei americani, hanno sostanzialmente costruito un aeroporto provvisorio, hanno mandato le forze speciali nell'ordine del circa il centinaio di uomini per salvarlo. Ci sono stati contrattempi, gli americani hanno dovuto far esplodere 2 mezzi rimasti a terra per non farli cadere nelle mani del nemico, ma in poche ore hanno catapultato circa 100 membri delle forze speciali in profondità nel territorio del nemico. Sono avvenuti degli scontri a fuoco, tra l'altro, non sono state registrate perdite americane, il pilota è stato tratto in salvo, un'operazione di salvataggio che rappresenta un successo oggettivo dal punto di vista della missione specifica, cioè salvare il pilota. Uno schiaffo al regime, perché io ho costruito un aeroporto provvisorio e sono andato a salvare uno dei miei nel cuore del tuo territorio. Tra l'altro ci sono state scene anche di civili iraniani che hanno intasato le strade con le macchine per confondere e infastidire le ricerche da parte dei Pasdaran, e questo è un altro punto a favore degli americani, però vuol dire che li oppressi da un regime orrendo come quello iraniano percepiscono ancora l'America come la fonte di salvezza, o come quantomeno la spada che può calare sulla testa del regime. Quindi c'è ancora anche il soft power oltre all'hard power. E insomma, in poche ore la potenza presuntamente in declino
ha mandato l'umanità dove non era mai arrivata e sta costruendo un piano relativo alla Luna che non era mai stato tentato. Russi e cinesi, nonostante i loro proclami spaziali, sono iper indietro. Ha effettuato un salvataggio in Iran, nel cuore del territorio di uno dei suoi nemici mortali, con un tasso di difficoltà altissima, senza registrare perdite, un capolavoro militare. Ebbene, capite che se tutte le potenze in declino fossero così, bisognerebbe riscrivere la nozione di declino, probabilmente. Il declino è ora e sempre un feticcio intellettuale degli anti-americani di ogni sorta, spesso, ahimè, anche ideologicamente trasversali. L'America, con tutti i difetti che può avere, con tutte le specificità dei singoli presidenti, non è in declino, anzi proietta forza nello spazio e contro i suoi nemici. E sì, è un'ottima notizia per tutti gli uomini liberi. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.